Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata all'insegna che io io non la sopporto più l'Elenia, mi fa diventare matto. Intanto la presento, la dottoressa Elenia Lazzaro. Buonasera a tutti. Stai diventando di una cattiveria nei miei riguardi incredibili, se ne sono accorto tutti, io vado in giro e dico ma sei un santo, povero, come fai a sopportare che ti dice sempre su? Ma non sai, io faccio per te, lo faccio per te, perché Per così elevarmi. diventi, sì, ti elevo e così diventi tipo un santino, no? Allora la gente Non un proprio- santone. No, Un santino. non sono santino. Sei di una cattiveria spietata, veramente. Sono amicizia. acida in questi Sei giorni. acida, sei proprio acidina. Vabbè, intanto mi hai portato il Carraro Team. Esatto, Come al mai? completo. Come mai? È una squadra, prendi uno, paghi, no, Allora- anzi, prendi 10 e paghi uno. Partiamo con Martino Fruet, grazie per essere con noi. Zaccaria Toccoli, grazie per essere con noi. Iari Cisotto, sono contento, tu sai che io ho le mie simpatie, tu rientri uno di quelli, cioè nel senso che a me piacciono i bravi ragazzi, per me conta ancora l'educazione come una volta, no? Ci sei te, ma c'è anche De Belli, ce ne sono tanti, e anche Bassani che io ringrazio per essere qua con noi questa sera. E intanto Paolo Garniga, struttura tecnica del Fuoristrada FCI, dove è là che andremo domenica, a Villa Lagarina ci sarà anche lei. Carina, sicuramente una cosa che cercheremo di cambiare è il tempo, perché l'anno scorso ricordo. peggio non poteva essere. Il percorso è un percorso un po' diverso dagli altri perché è più impegnativo, ha un dislivello comunque di 60-70 metri a giro e si farà sentire. Ma in quei filari che vino si fa? Il Diciamolo. vino che producono si chiama il vino del sindaco, perché è un terreno comunale affidato alla cultura della cantina Spagnoli. E quindi che caratteristiche hai? Bianco, dolce, amabile? No, è un vino rosso e hanno vendemmiato 3 giorni fa, è proprio l'ultima vigna che vendemmiano. Non è che poi dopo casomai una bottiglia può scappare domenica. Ancora. Come? E basta, e l'altra volta si mangia, oggi si beve, devi fare il conduttore, vai avanti. Vabbè, se scappa una bottiglia, insomma, non è che siamo qua Ci per proviamo. dire... Martino, adesso tra poco commenteremo le varie gare, tu sarai alla finale con gli Open, un percorso tosto ieri. Ieri? Ma no, dai, ero No. tranquillo. Ma dei biker, ma è vero che i biker fanno meno fatica su quei percorsi, oppure... No. Meno fatica no, quella proprio non è vero. No, sicuramente ci sono dei percorsi dove i biker sono più portati, tipo quello di ieri, effettivamente c'era tanto da guidare, i rettilinei non erano così lunghi, quindi non si sviluppava una grande potenza da crossista nel pianura. Sui tratti tecnici in salita la guida contava un po' di più e quindi fondamentalmente il biker magari era un pelo avvantaggiato. A livello di organizzazione, io parlo proprio dell'evento, cioè vale a dire proprio ieri che c'erano chiaramente delle eccellenze locali, poi tutto il baraccone, tutto il grande circo, c'ha un unico responsabile che è Giacomo Salvador. Ti piace questo trofeo Triveneto come ha esordito quest'anno? Ma io la prima gara non l'ho fatto, ho fatto questa appunto quella lì Certo. di Califerno e lì era bello, era un contesto simpatico, c'era il lago in mezzo e si girava attorno, era veramente bello anche per chi guardava, infatti c'era anche, ho visto parecchio pubblico, quello sicuramente. E questo io vorrei capirlo da te, cara Elenia, stai lavorando molto, devo dire la verità, sei antipatica, però stai lavorando molto. E tanta gente, perché non mi vengono a dire che non c'era gente ieri. No, c'era tanta gente, in effetti, ma anche a Buia comunque con la nuova location, secondo me le prime 2 tappe sono state azzeccate, io spero anch'io nel bel tempo per Villa Lagarina perché ha un bellissimo percorso, anche quello interamente visibile. Ecco, la differenza forse negli ultimi anni è che si cerca di fare giustamente un ciclocross visibile nella sua interezza di percorso al pubblico, quindi poi il pubblico è anche incentivato a venire a vedere. Io ricordo che forse Croce Delizia, chi comanda nelle governance, nelle grandi organizzazioni, ognuno dice la sua, no? Qualche anno fa dicevano che il ciclocross era bello veloce, no? Alcuni dicevano no, il ciclocross è bello se è anche camminato, è corso, ci sono le salite, però tante volte da dove arriva il pulpito si cerca di ascoltare e si fa il male del ciclocross. Io credo che il ciclocross sia giusto come lo stiamo interpretando in questo momento, dove c'è un po' di corsa, ci sono delle scale, ci sono delle paraboliche, l'abbiamo visto.
Sicuramente secondo me come percorsi, l'abbiamo detto anche in telecronaca, stiamo facendo dei grossi passi avanti. E poi però non dimentichiamoci che poi il ciclocross lo fa anche il tempo, no? Quindi io penso che nella clip riassuntiva dello scorso anno le gare più belle sono state Villa Lagarina e Lives, perché erano delle gare dove il fango l'ha fatta da padrone, lo stesso campionato italiano è stato molto Al Lives combattuto. non ne parliamo proprio, insomma. Io penso che la bicicletta con il livello dell'acqua che sale resterà negli annuali. Paolo Garniga, abbiamo visto che esordiscono anche i G1, i G6, scusami, per prepararli. Io credo che sia anche una buona idea questa, visto e considerato, poi dopo la Elena mi dirà che io filosofeggio troppo, siccome in questo calderone, in questi ultimi anni, specie in questi ultimi anni, i bambini li portano a scuola con l'Insuv, 2 gocce sarebbero come l'acido muriatico, no? Invece queste immagini forse potrebbero scaldare i cuori di coloro che pensano che i bambini di 11 anni, 12 anni debbano essere protetti in un'ampolla di cristallo. Non è vero, lo vediamo. No, non è vero, perché i bambini non arrugginiscono a star fermi in Mi casa. piace. Perciò no, è una scelta fatta dalla federazione, concertata tra le varie strutture, perché l'attività giovanile dei giovanissimi è curata dalla commissione giovanile. Ci siamo parlati e abbiamo ritenuto che è un approccio giusto e corretto. Cominciano a fare un po' di agonismo, anche perché poi arriverebbero impreparati a un campionato italiano, perciò avvicinarli, mantenere i 20 minuti, un percorso dedicato loro un pochino più semplice, è un approccio corretto. E diciamo senza esagerare, perché non è che si esagera. No, ma non bisogna esagerare, e comunque dobbiamo pensare sempre di più al multidisciplinare. È un concetto nuovo che la federazione forse ha recepito in ritardo, però si sta portando avanti e cominciano pian pianino a cambiare mentalità all'interno delle società. Io credo che l'abbia capito tanto in ritardo, la federazione deve fare molta ammenda, perché io credo che il ciclocross potrebbe essere ancora una buona occasione per coloro che non hanno un posto fisso, diciamo così, tra virgolette, nella strada, ma comunque lo affronteremo. Ma poi abbiamo sempre detto, insomma, i risultati degli ultimi gli ultimi anni parlano da soli, da Stibar, Aru, Trentin, per parlare di stradisti, la Cauz che ha fatto un salto di qualità notevole, anche i biker comunque, perché secondo me diciamo che sta diventando un modo per affrontare l'inverno un po' diverso degli ultimi anni. Andiamo con la categoria esordienti? Esatto, andiamo con la categoria esordienti. Bene, con le immagini siamo a Mareno di Piave, organizzazione Gruppo Sportivo Versoliride, terzo Gran Premio Calinferno. Intanto una location meravigliosa, è vero Ilenia, insomma non ha nulla che invidiare ai grandi laghi d'Italia. Beh, sicuramente l'Oasi Campagnola è insomma un bel bacino sia naturalistico, e ha portato anche un percorso anche molto tecnico e anche molto bello e da vedere interamente per il pubblico. Qui andiamo già con le categorie, diversamente da Buia, qua gli esordienti partono da soli. Esatto, cominciano ad esserci i numeri, quindi finalmente una gara soli, esordienti maschi e femmine, esordienti del secondo anno ovviamente. Ricordiamo che prima ci sono state le gare G6, le metteremo in onda man mano che parleremo in studio. Tanto questa è già partita la categoria esordienti secondo anno, donne e uomini, tutti insieme. Poche le esordienti donne, come mai secondo te? Beh, adesso sono ancora le prime gare, poi queste categorie vengono praticamente dai giovanissimi, quindi alla fine secondo me speriamo che crescano man mano che il trofeo va avanti. Comunque insomma sono 5 o 6 che tengono botta a fronte poi di tante donne allieve, quindi poi ben venga che comincino con queste categorie giovanili. Allora, siamo un emittente nazionale, quindi voglio dire, queste immagini le vendono in tutta Italia. Cominciamo a esportare un bel brand, c'è il Trevigiano, ma non soltanto, il Veneto. Queste sono località incredibili. Smettiamo, si parla sempre di Venezia, delle grandi città d'arte, ma ci sono delle cittadine, dei piccoli resort come questo che sono incredibili. Beh, sicuramente sono posti per fare sport, sono posti dove si può mangiare, fare delle passeggiate, e visto che ci vedono anche da tutta Italia, esportiamo anche il trofeo Triveneto di ciclocross. Cominciato anche il trofeo Lombardia, quindi facciamo in bocca al lupo un po' a tutti i trofei che
stanno partendo in giro per l'Italia, però comunque noi parteggiamo e facciamo vedere il nostro, ovviamente, e sempre pieno di bei corridori. Tra l'altro oggi avremo anche in studio uno dei protagonisti che vediamo già lì davanti, che è Zaccaria Toccoli, campione italiano di mountain bike, che è arrivato per il primo anno nel ciclocross. Quindi si deve vedere con Carpene, e qua vediamo già un'immagine che a me ha subito suscitato un grande interesse. Tanto sul microfono si sentiva la mamma: ti sei fatto male, questo ha detto no, nessun problema, partono e vanno via. Tommaso Dalla Valle, sì, scricciolo che però ha una grinta pazzesca, e poi c'era anche Fontana, insomma sono tutti lì dietro, e vediamo anche la differenza, l'abbiamo fatto vedere anche a Buia, proprio di grandezza di questi ragazzi. Tanto nel frattempo il tempo va e viene, quindi piove, smette, Zaccaria Toccoli nel frattempo prende le redini della corsa. È stato un po' sfortunato a Buia questo atleta, però bene, ne ha approfittato bene Carpanese, mi pare, e quindi lui adesso è il leader della classifica generale. Diciamo, queste categorie qua stiamo calmi, perché abbiamo visto anche i fisici, ci sono dei fisici che sono già alti 1,75, dei mandoloni incredibili, con dei ragazzini che sono proprio piccoli. Qua non si può parlare di campioni. No, è bello anche però vedere che appunto ragazzini così piccoli sono già davanti rispetto magari a qualcuno che è più formato, e qui ovviamente conta molto, secondo me, poi la dimestichezza. I ragazzi che vengono dalla mountain bike si vedono in queste categorie, mentre Marica Botton della scuola ciclismo Vo è davanti nella categoria femminile. Eccolo qua, Zaccaria Toccoli, che va a vincere nella categoria esordienti su Samuele Carpane e Gioele Polano. Eccolo qua, Carpane in secondo, Gioele Polano, Filippo Fontana, Leonardo Cover, Felice Conca, Dalla Valle, Sergiano e Martinuzzi. Aspettiamo invece adesso la prima delle donne. Questo è Fontana, vedi che fisici molto piccolini, no? Rispetto magari a qualcuno che è già più formato. Vediamo poi che stanno arrivando un po' tutti gli altri. Aspettiamo anche la prima donna esordiente, che dovrebbe essere, questo è Tommaso Dalla Valle, che abbiamo visto prima, ha fatto un bel, però vedi come applaude, mi piacciono tanto questi bambini. Sergiano, sono tutti fisici diversi, uno più grande, uno più piccolo, uno più formato, ed eccola qua, Marica Botton, scuola ciclismo Vo, che va a consolidare la sua leadership tra le donne esordienti, su Denise Pauletto e Alice Menin. Ben rientrati in studio, amici sportivi e soprattutto appassionati di ciclismo e ciclocross. Io volevo parlare un attimino, visto che abbiamo visto gli esordienti, con questo bel ragazzo, Zaccaria Toccoli. Posso permettermi di farti una domanda? Ma a te la domenica chi te lo fa fare andare a fare il ciclocross? Con la squadra mi diverto. Ma cos'è che ti piace? La compagnia, le gare, mi dà soddisfazione. Ma vorrei capirla, perché non tutti la pensano come te. Guarda che io sono d'accordo con te, vuol dire che è una marcia in più rispetto a quelli che la domenica stanno con le PlayStation a farsi fulminare il cervello. Però voglio dire, è strano detto da un ragazzino che hai 13 anni, quanti anni hai? 14? 14 a gennaio. Ecco, quindi ti piace proprio l'atmosfera? Sì. E credo che poi durante la settimana ti allenerai anche. Sì, mi diverto moltissimo a fare allenamento. Loro si divertono. Lui tra l'altro è campione italiano di mountain bike. Guarda che stranezza. Dottoressa, io ti parlo perché tu dirai che io sono uno che
il cuore tenero, 55 passaggi, insomma. Però a me vedere i ragazzini che si impegnano e che curano una disciplina, mi viene in mente che loro si salvano, sai perché? Perché noi abbiamo tolto la naia e abbiamo tutti degli sfigatelli, a 30 anni sono delle femminucce, ma bisogna rendersi conto. Però il ciclismo è disciplina. È disciplina, come fare il militare. Ma ho capito che tu hai avuto culo, voglio dire. Però Martino, è così. Sì, servirebbe forse più adesso che una volta, perché comunque una volta la vita era anche un po' più dura, quindi non serviva così tanto come adesso invece la vita la fanno un po' più facile, invece in realtà... A scuola tu dici che fai il ciclocrossista, che fai il ciclista? Sì. Lo sanno? Sì, sì. Non ti prendono in giro? No. Ma in Trentino è diverso però, penso, come mentalità. In Trentino sanno affrontare le cose dure in maniera particolare, un po' come i friulani, Sì. vero? In Veneto non succede tanto spesso, perché tante volte i ragazzini sento che dicono ma noi non lo diciamo perché... non lo so. Qualcuno ha ancora qualche problema magari a conciliare perché è ancora visto come, non so, un passatempo che leva spazio allo studio, invece non è vero perché insegna solo una disciplina. Quindi alla fine penso che la persona che fa dello sport a livello agonistico si sa organizzare molto meglio di tutti gli altri che perdono ore in giro senza fare niente. C'è un giocatore della Juventus, adesso non mi sfugge il nome, che ha preso una laurea, no? Mi verrà il nome, che ha detto che lui aveva tantissimo tempo e si è laureato nel tempo libero, proprio perché lo sport può anche dare queste opportunità, e si è laureato mentre faceva anche il calciatore, e ce ne sono tanti anche di ciclisti che si laureano. Anche questo credo che sia una mission che possa essere possibile per la federazione. Deve essere possibile, perché se il ciclismo paga adesso tante colpe, sono tante colpe legate all'ignoranza, tanta gente che doveva fare il professionista a 15-16 anni e non deve esistere. Cioè, se un ragazzo si impegna a scuola può riuscire tranquillamente, deve riuscire perché deve essere prima della bicicletta. Impegnandosi riesce tranquillamente a fare allenamento, se è baciato dalla fortuna, se nasce talento, può arrivare in alto con un bagaglio culturale che serve comunque sempre. E siccome la memoria arriva dopo Chiellini, il giocatore della Juve, che si è laureato proprio nel tempo libero. Quindi tu, Bassani, riesci a mediare? Ma sì, io cerco di equilibrare il tempo tra scuola e allenamento, ma ci riesco. Ci sono dei ragazzi della tua età che vanno a giocare alle slot machine, una curiosità? Io non ne conosco, però ho sentito in giro che persone della mia età vanno. E quindi non è una cosa buona. Per me no, però loro hanno un'altra mentalità e credo che... Ilenia, vuol dire che il tempo, vuol dire che sei impegnato, io continuiamo a dirlo, vabbè, io mi sono anche stufato. Ma sicuramente il tempo ce l'hanno, perché come questi ragazzi hanno tempo di allenarsi, di studiare, poi giustamente come ha detto Paolo, il ciclismo, cioè lo sport è cambiato, ormai quando un ragazzo comunque ha le doti e ha il carattere per poter poi ambire a fare, non lo so, il professionista, se non parla due lingue è fuori dal mondo, perché il ciclismo ormai è un ciclismo internazionale. Un corridore deve parlare almeno l'inglese, minimo, perché per fare le interviste all'estero come fai? Parli in italiano, non ti capisce nessuno. Deve parlare, meglio se parla anche il francese o parla un'altra lingua, anche perché ma lo stesso Trentino ad esempio va all'università e gioco forza, se vai in una squadra straniera ti devi anche adattare, devi parlare la loro lingua, perché non è che ti parlano in italiano solo per te. Smettiamo di pensare che il ciclismo, adesso è arrivato uno che io non ne posso... No, ma quello era il ciclismo penso di 10 anni fa, ormai Non crederlo, perché con te la gente non parla a soggezione, invece come parla? Ah, ok. E mi dicono su tante di quelle cose che non ti dico. Adesso andiamo con la categoria allievi. Esatto, allievi primo e secondo anno e donne allieve. Seconda gara di giornata, questi sono gli allievi primo e secondo anno con le allieve, un po' più di calma, anche un po' meglio va meglio anche per essere commentata. La scorsa settimana abbiamo visto 5 categorie tutte insieme, è stato un po' un traffico. Questa invece con questa puntata andiamo a vedere proprio anche un po' più nel particolare Bassani e non soltanto, insomma qua c'è una bella lotta ai vertici. Sicuramente 60 partenti, quindi già un buon numero per la seconda gara in programma, con anche parecchi extra regionali. Vediamo un po' le maglie di leader della Casasola, De Bellis e Bassani, che è stato il duello un po' di buia. Andremo a vedere poi cosa succederà appunto in queste categorie. Quindi sono partiti gli allievi del secondo anno, partono anche gli allievi del primo anno e in questo momento adesso dovrebbero partire, vediamo, eccole qua, le donne allieve. Una cosa strana è che negli allievi Bassani De Bellis e invece nelle categorie molto di più anziani con Zoppas e con Dal Grande sono quei dualismi, anche qua De Bellis e Bassani mi sa che lo trascineremo fino a fine stagione.
E non solo, poi vedremo sicuramente anche magari, aspettiamo che qualche terzo incomodo, anche perché vedremo un po' la gara di oggi come andrà. È una gara un po' particolare perché è un percorso dove sì bisogna spingere, però bisogna anche saper guidare, quindi potrebbe succedere di tutto. Sì, se pioveva poi avremmo commentato sicuramente un'altra gara. Intanto vediamo già un De Bellis pimpante, poco fortunato, da qui a poco cade, si fa anche un po' male, cade un paio di volte, insomma vuol dire che proprio il circuito era insidioso. Abbiamo visto degli avvallamenti e anche delle pendenze che avevano anche delle contropendenze, era difficile stare in equilibrio. Ecco, infatti, come ho detto prima, le doti di biker in questo percorso non sembra, ma erano essenziali per alcuni passaggi. Davanti appunto abbiamo visto De Bellis tallonato da Dorigoni, che potrebbe essere il terzo incomodo in questa categoria, con Bassani, Calloni e Brancati, quindi erano quelli un po' davanti tra gli allievi del primo e del secondo anno. Le donne le vediamo, sono tutte una dietro l'altra, la Dalmagro comunque diciamo che cerca già di staccare le altre. Bella anche questa scalinata, anche indovinata, perché insomma diciamo che era un percorso molto completo, quindi aveva delle contropendenze, aveva delle discesette da fare, dei pezzi a piedi e dei pezzi da spingere. La Dalmagro lo scorso anno un po' appannata, io ricordo 2 anni fa invece vinceva sempre, e chissà che non ritorni ed essere affascinata di nuovo con questa disciplina. Sì, e poi sono stagioni che vanno e vengono anche in base poi alla stagione che uno fa d'estate, insomma. E detto questo, è partita un po' sfortunata forse la prima prova, però comunque già al Giro d'Italia un quarto posto notevole in ambito nazionale e oggi la vediamo già lì davanti, mentre Dorigoni sta cercando di staccare Bassani tra gli allievi del secondo anno. Abbiamo visto De Bellis già un po' indietro. Un percorso che rievoca anche questo, i percorsi del nord Italia, della Svizzera, tanti fotografi, tanta gente che è interessata all'evento. Ecco, è sovradimensionato il Trofeo Triveneto oppure solamente è ben organizzato? Io penso che sia in questo momento, non sta a noi dire se è ben organizzato. A me sì, perché io insomma sono all'esterno, raccolgo le immagini e poi le commento. Sicuramente i percorsi stanno facendo un salto di qualità notevole e anche i partecipanti probabilmente stanno apprezzando, anche perché comunque anche oggi c'era Calloni, quindi c'erano anche i campioni italiani di categoria, c'era l'Arzuffi, anche lei tricolore, quindi un parterre quasi da gara nazionale. Ecco, vediamo la Sara Casasola che oggi è un po', non la vedo un po' più in difficoltà, ma diciamo lei è del primo anno, quindi ovviamente paga un po' dazio rispetto alle atlete un po' più formate. Davanti intanto la vediamo l'Arzuffi e con la Dalmagro e appunto anche la Casasola. Nel frattempo eccolo qui Michelino Bassani che riesce finalmente a vincere, l'ha scritto anche su Facebook, va a vincere negli allievi del secondo anno, eccolo qua con il Dorigoni che fa il secondo, rischia anche di cadere con l'impennata e arriva anche Lorenzo Calloni che vince tra gli allievi del primo anno. Vediamo un po', stanno un po' passando tra il primo e il secondo anno. Calloni regola Brancati e Simone Rigo, mentre aspettiamo la prima delle donne. Intanto abbiamo visto De Bellis un po' acciaccato. Un po' acciaccato De Bellis, adesso arrivano un po' tutti quanti, questo dovrebbe essere, se non sbaglio, Andrea Pozzato che abbiamo avuto anche in studio qualche settimana fa. E vediamo un po', stanno scorrendo un po' tutti, andiamo a dire un po' allora l'ordine d'arrivo: Bassani, Dorigoni, Filippi, De Bellis, Scovi, Pozzato, Menichetti, Gumiero, Sione e Pizzolato. Mentre eccoli qua, ogni tanto vedi, ai ragazzini gli piace fare queste cose, di alzare un po' le biciclette. Lo vediamo un po' attapirato, ma sta arrivando anche Mattia Consolaro che chiuderà al 9° posto, lui che aveva vinto a Buia. Ed eccola qua la Dalmagro, Alessia Dalmagro, che va a vincere tra le donne allieve. Seconda è Allegra Maria Arzuffi, terza Giulia Betz, quindi Sara Casasola e Letizia Borghesi le prime 5. Intanto per quanto riguarda Pozzato ha mantenuto la parola, lui ha detto io verrò sempre al ciclocross perché a me piace tantissimo, ricordiamo cugino del più celeberrimo Pozzato, quindi ha mantenuto la parola e le immagini vogliono tutti vedere l'arrivo, cara Elenia.
Beh, sicuramente eccola qua la Casasola, arrivata oggi un po' stanca, la Letizia Borghesi che è andata bene anche al Giro d'Italia, sono tutte ragazze che si stanno mettendo in luce anche in ambito nazionale, quindi per la seconda prova arriva anche la Camata, un'altra famiglia di sport, e poi vedremo anche la sorella impegnata tra le donne elite. Adesso possiamo dare le immagini alle interviste dopo questa bella passeggiata di questa ragazza. Ben rientrati amici di Scratch. Allora qua una bellissima cosa, Bassani De Bellis. Esatto, questo duello ce l'abbiamo qui, quindi poi adesso andiamo a sentire questo duello che è partito da Buia e che diciamo andrà avanti secondo me per tutta la stagione, però occhio come ho detto al terzo incomodo perché Jacopo Dorigoni potrebbe essere il terzo incomodo di questa categoria. State lavorando molto, state facendo, ma siete anche molto amici. Ah sì, noi tre siamo molto amici, in gara c'è molta rivalità, però al di fuori c'è anche molta amicizia. Ieri cos'è che ti ha fatto la differenza? De Bellis ha avuto qualche incidente, era un percorso che era difficile stare in equilibrio. Domenica c'era molta ghiaia, si doveva andare un pelo più piano nella curva e rischiare meno. Io ho provato a non rischiare e mi è andata bene. Stai pensando ai campionati italiani, immagino. Un pensiero si fa sempre. Si fa sempre. Cosa vuol dire avvicinarsi a questi eventi? Io non lo so, non lo capisco forse, però penso che sia un'emozione importante. Beh, poi le prime categorie, a parte che è una emozione secondo me, poi può dirlo anche Martino che è un po' più vecchio di me, è un'emozione penso che ogni anno, anche per chi magari ne ha fatti 20 o 30 campionati italiani, tante volte lo tiro sempre in mezzo perché mi piace nominarlo. Ottavio Pacagnella è emozionato come il primo campionato italiano che ha fatto 30 anni fa. Ma molte persone sono così, perché l'italiano alla fine è la gara clou, cioè questi ragazzi corrono sì ogni settimana, però è la gara più importante, quella che anche per certe categorie come quelle giovanili è un po' la vetrina, no, del ciclocross anche in ambito nazionale, quindi penso sia sempre una grande emozione per tutti. Ecco. Fruete, si guadagna col ciclocross, non tanto, col mountain bike invece forse qualcosa. Dipende. Beh, se no, vai in a chiederlo Italia in Italia no, però se vai forte all'estero stai meglio che nel mountain bike sicuramente. Mountain bike ha anche perché è disciplina olimpica, io non vedo
come mai ancora la disciplina olimpica deve essere il mountain bike e poi dopo si va d'estate, potrebbe essere una... Ah beh, quello è sempre stato il problema, è uno sport invernale, deve andare alle Olimpiadi invernali, però è difficile Ma è mettere una impossibile, bici in mezzo. secondo te Paolo, è impossibile pensare, e noi continuiamo a dirlo oramai da 15 anni, pensare che il ciclocross possa essere conglobato, inserito all'interno delle discipline olimpiche invernali come lo sci, c'è il curling, cazzo, voglio dire. Ma anche a livello internazionale l'UCI adesso ha ricodificato la stagione chiarendo che comunque si corre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Di conseguenza forse bisognerà cominciare a ragionare anche di proporre il ciclocross durante tutto l'anno con qualche manifestazione promozionale. Si fa già, è un approccio per i giovani, per quelli che si possono avvicinare, capire se piace o meno. Fa parte della famiglia del fuoristrada che comunque negli ultimi 20 anni ha cambiato tante cose nel mondo del ciclismo. Adesso ci trasferiamo con la categoria juniores e là con le donne. Abbiamo detto che la classifica delle donne... Allora, chiariamo Chiariamolo. una volta per tutte, la classifica rimane come gli altri anni, quindi la classifica finale generale sarà una classifica assoluta. All'interno di questa classifica verrà premiata la prima delle junior. In questo caso, visto che la Gioia dal Pozzo a Buia ha vinto ed è una junior, non poteva giustamente indossare 2 maglie uguali, la maglia è stata indossata da Paola Magnago che era la seconda in classifica e questo succederà eventualmente anche, andremo a vederlo con le immagini, se la Dal Pozzo mantiene la leadership. Ecco, c'è un po' di confusione onestamente, perché anche negli spalti la gente dice ma non ci capiscono niente. Vabbè, insomma, sta di fatto che abbiamo detto è una sorta di diploma che si dà alla junior, nulla di più, una pura accademia per poter dire guarda ti sei classificata ma tra le junior e ti diamo questa maglia. Tra l'altro le junior stanno andando bene, poi quest'anno ci sono numeri molto alti per le junior e magari lanciamo lì la palla al balzo a Giacomo Salvador. Un regalino almeno alle premiazioni. Sì, vediamo cosa si riesce a fare, però è importante chiarire nelle prime battute perché sennò si crea anche un po' di confusione. Junior? Junior, donne tutte, amatori fascia 2. Giovanni Parro. Terza gara di giornata, siamo sempre a Mareno di Piave, qua abbiamo junior, fascia 2 e quindi donne tutte. Facciamo un po' di chiarezza sulle donne. Sì, facciamo chiarezza visto che con la prima tappa c'è stata un po' di confusione, un po' più che altro per il pubblico che non ha capito. Allora, le classifica sarà sempre donne tutte, quindi donna assoluta, donne junior, donne elite, donne under 23 e donne master. Quindi la classifica finale del trofeo è donne tutte. Quest'anno cosa viene fatto? Viene assegnata la maglia anche alla prima delle donne junior, seguendo però ovviamente la classifica assoluta. È un titolo puramente accademico, diciamo. Esatto, in questo caso, visto che a Buia ha vinto una donna junior, non potendo indossare 2 maglie, in questo momento la Paola Magnago indossa la maglia dell'assoluta, diciamo, perché è la seconda in classifica, come succede poi al Giro d'Italia. Okay? Quindi siamo chiuso l'equivoco, quindi la maglia junior è pura accademia. Hai visto cosa ti ho sfoderato? Che bell'aggettivo. Bell'aggettivo, esatto. Sono partiti nel frattempo gli juniores con un bel duello oggi perché manca Moreno Pellizzon in Coppa del Mondo, che ovviamente sta correndo in Coppa del Mondo, quindi ci sono i 2 Bianchin, Bondavalli e Zanella, con anche i terzi incomodi però, perché è arrivato anche Luca Montagnier dalla stagione su strada, eccolo lì già pimpante, con poi tutti gli altri, anche Edoardo Nichele che passa tra gli junior, quindi tanti bei nomi interessanti, lo stesso Smarzaro, insomma ragazzi diciamo che erano già davanti nelle categorie degli allievi. E abbiamo visto Zanella e Bondavalli che cercano subito di staccare il resto della truppa e cercare di far gara in 2, insomma. Anzi, 2 domande. Pizzolon qua manca e secondo te è giusto andare in Coppa del Mondo e rischiare un po' l'anonimato o essere protagonisti qua e intanto poi giocarsela man mano che hai creato la gamba, la condizione e perché no anche quel pizzico di malizia in più? No, assolutamente è giusto andare in Coppa del Mondo, non c'è proprio confronto, insomma ragazzi, questi ragazzi qui sono l'anticamera poi degli elite e degli under 23, quindi se non fanno esperienza, già la federazione fa dei grossi sacrifici per portarli a fare le Coppe del Mondo, quando li porta è giusto che vadano assolutamente, cioè ricordiamoci che sì, Trofeo Triveneto, ma sono ancora gare regionali, quindi
diciamo che la Coppa del Mondo è tutt'altra cosa. Ti devi incavolare con me, ti faccio le domande che sento in giro, quindi io dico non posso rispondere a tutto, le interessate è l'Eleni e lei saprà darci un parere tecnico. E io rispondo, infatti. Abbiamo visto nel frattempo le prime due donne, vale a dire la Giulia Dal Pozzo con la maglia di leader, lei che è donna junior, e Nicoletta Bresciani che è reduce dal terzo posto del Giro d'Italia. Abbiamo visto poi la Bulleri, la Micheletto, la Soligo e via tutte le altre. Anche qui sarà una bella gara perché diciamo che la Dal Pozzo è lì davanti e non è un avversario che si stacca facilmente. Paola Magnago un po' indietro e ovviamente ripetiamo è la seconda in classifica generale, indossa la maglia di leader diciamo perché la Dal Pozzo ha quella delle junior. Ecco, un plauso alla Magnago perché insomma non è più di verdissima età, è una bellissima ragazza, potrebbe essere una mia figliola per quello, però voglio dire si smazza parecchio e anche ottiene delle belle soddisfazioni. Sicuramente il ciclocross non ha età, diciamo che il ciclocross è uno sforzo anche corto, quindi alla fine si riesce ad essere a ottimi livelli per tanti anni. Zanella e Bondavalli fanno gara in due, eccoli lì i due portacolori del Veloce Club Bianchin Nordwave, quindi diciamo che è anche un po' una lotta anche per la maglia di leader in questo momento tra loro due, con Montagnier che si fa sotto però abbastanza pericoloso, seguito da da Davide Pozzi, scusate, della Cadrezzate, quindi Buttò e Gobbo, quindi tutti gli altri lì a seguire. Beppo Dal Grande, vediamo cosa succede oggi perché Zoppas è lì davanti, quindi sarà veramente una sfida anche oggi da grande Zoppas e andremo a vedere se poi il terzo incomodo sarà Perini come l'anno scorso, come la puntata scorsa insomma. Adesso abbiamo visto che Zoppas le salite le fa in bicicletta e guadagna qualcosa, mentre Dal Grande scende di bicicletta e se la fa a piedi. Forse questa è stata la differenza, se era qua con un grande pantano forse Zoppas patirebbe qualcosa in più. Sì, diciamo che dipende un po', non è che Dal Grande perdeva tanto sulle salite, probabilmente ha perso su altri tratti di percorso. Nicoletta Bresciani nel frattempo prende le redini della corsa, sta andando veramente molto bene già dal Giro d'Italia, anche in Svizzera un ottavo posto in ambito internazionale 2 settimane fa, però Giulia Dal Pozzo è lì, quindi è lì, è una donna junior secondo anno, quindi sta andando molto molto forte e la Bulleri, quarta all'Isola d'Elba, in questo momento è la terza assoluta. Ma le ragazze tra di voi parlate, voglio dire, dicono come sono organizzate queste gare, come sono organizzate i campionati, Coppe d'Italia oppure Coppe del Mondo? Sicuramente. Il numero di donne, io ci tengo anche un po' a dirlo, cioè il fatto che ci siano quasi una trentina di donne alla partenza dimostra che quest'anno molte stanno cercando il ciclocross, questa è la Sofia Breggin, o come preparazione per la strada, però in questo caso diciamo che come preparazione per la strada non c'è nessuna. Queste sono tutte ragazze che fanno il ciclocross per fare tutta la stagione di ciclocross, quindi molto bene. Abbiamo visto anche Milena Cavani con la sua maglia tricolore delle Master che ha fatto seconda all'Isola d'Elba la settimana scorsa, diciamo che stanno un po' arrivando un po' tutte insomma, ecco. E hai partecipato anche tu, insomma, ti sei data anche da fare. Sì, perché da una settimana di influenza, reduce da una settimana di influenza, non è stato facile su un percorso del genere. Bondavalli e Zanella sono lì davanti, diciamo che è gara tra loro due in questo momento. Vediamo un po' chi sta seguendo dietro, dovrebbe esserci Montagnier, eccolo lì, quindi Montagnier che guida in terza posizione, lui che ha il debutto della stagione di ciclocross e ha diciamo però un gap da colmare abbastanza ampio rispetto ai due del Bianchino. Bene, continuano queste immagini belle per la verità perché alla fine poi bisogna anche cercare di dare soddisfazione agli operatori. Ho visto parecchie zoomate, tenere la telecamera ferma e avvicinare di qualche centinaio di metri i corridori bisogna avere veramente mestiere, quindi benissimo, bene ha fatto anche Gianni Da Santo e Alessandra Gazzola a riprendere bene, insomma sono bravi bene nel riprendere questi avvenimenti, questi momenti di grande ciclismo. Abbiamo visto Zoppas e Dal Grande, io continuo a dire che questi sono gli interpreti, per me il manifesto del ciclocross rimane questo, perché poi dopo alla fine, cara Ilenia, i soldini per le biciclette e per tutti gli accessori, insomma li comprano questi. Oddio no. Nel ciclocross ti assicuro che la metà delle persone si compra la roba. No, ho detto si comprano loro, ma diciamo nel panorama, diciamo così, dei non professionisti, di coloro che lo fanno proprio con spirito amatoriale, si pagano tutto. Sì, però ormai diciamo che il ciclismo è un po' cambiato negli ultimi anni. Anche le squadre giovanili fanno dei grossi sacrifici e nel ciclocross ti posso assicurare che 3/4 delle persone che partecipano si comprano le biciclette, si comprano le ruote e sono
anche non invidiosi, diciamo gelosi delle proprie robe, perché ovviamente fanno dei grossi sacrifici per prendere 2 biciclette, ma quasi tutti, ti assicuro, anche tanti elite. La gente è bello dirlo perché la gente parla tante volte a vanvera senza sapere poi come stanno le cose. Il ciclocross è uno sport di sacrificio, queste famiglie fanno dei sacrifici enormi per portare questi ragazzini a correre e per dargli anche i materiali per correre, perché nel ciclocross ovviamente servono 2 biciclette, non è che puoi correre con una. Detto questo, vediamo un po' gli junior che stanno sfilando uno alla volta. Questo è Lorenzo Del Piva, che è un biker, primo anno che fa il ciclocross, con Dal Grande e Zoppas ancora davanti nella fascia 2. Smarzaro, prima gara per lui, maglia nuova e Rotogal tra gli junior, un po' indietro, e Perini che in questo momento è il terzo incomodo, seguito però anche da Zanussi e da Savio. Bene, poi tu ti arrabbi con me, io ti faccio le domande che sento, io quando sono là, tu gareggi, no? Intanto complimenti perché questa per me è una stella, non c'è niente da fare, a me piace tantissimo correre in bicicletta, però la gente mi fa queste domande, io devo fartele esattamente come me le propongono, perché sennò sempre che sono di parte, non ti devi arrabbiare con me. No, mi arrabbio con te, ma mettiamo i puntini sulle i, perché la gente tante volte parla senza sapere le cose, quindi noi siamo qui apposta anche per spiegare, ed è benvengano anche queste trasmissioni, anche un po' per puntualizzare certe cose che magari poi la gente parla lì fuori gara e senza sapere, insomma, quindi era giusto puntualizzare anche questa cosa delle maglie per non creare dei malintesi, insomma, visto che siamo alle prime prove. Ecco qua Bondavalli che lì davanti ha staccato diciamo il suo compagno di squadra Zanella, non sappiamo, sinceramente non so se ha avuto qualche problema tecnico, no, è proprio lì dietro, però diciamo che Bondavalli oggi ha una marcia in più, specialmente in questi tratti di contropendenza che diciamo non erano facili da fare, con Montagnier, eccolo qui, subito dietro, quindi in questo momento è in terza posizione, ma diciamo che sta recuperando parecchio, non era partito benissimo, ma sta recuperando molto molto bene nei confronti del duo della Bianchin. Christian Butò viaggia in quarta posizione, mentre Davide Pozzi in questo momento è il quinto, eccolo qua. Chi vedresti degli junior che in qualche maniera potrebbe essere quasi una vedette a livello, diciamo così, europeo? Beh, io aspetto ancora alcuni che non si sono ancora visti, come Franzolin e diciamo altri ragazzi che l'anno scorso già si erano fatti vedere, ma secondo me Moreno Pellizzone è sulla strada giusta, ma ci sono tanti bei ragazzi che crescono e che potrebbero far molto bene, anche lo stesso Todaro, quindi i ragazzi diciamo che sono stati convocati da Fausto Scotti per la Coppa del Mondo, essendo anche un po' più vecchi, secondo me possono far bene, e anche i ragazzi del Bianchin quest'anno secondo me si prenderanno delle belle soddisfazioni. Ripeto, aspettiamo Giulio Franzolin perché in questo momento è lui quello che manca degli junior, diciamo. Siamo già quasi nei pressi dell'arrivo, mi viene in mente sempre un certo Federico Zurlo e vabbè, ce lo siamo giocati, lui preferisce la strada ma lui amava veramente il ciclocross. Sì, però Zurlo diciamo che sta facendo molto bene anche su strada. Eccolo qui, Alex Bondavalli che vince nella categoria juniores e va anche ad indossare la maglia di leader. Questa è Deborah Soligo che arriva, sarà poi sesta dalle donne open. Vediamo il sorpasso dell'ultimo minuto. Luca Montagnier che va a conquistare la seconda posizione per quanto riguarda la categoria juniores. Questa è Giulia Dal Pozzo, sfortunatissima perché mentre era al comando era subito dietro la Nicoletta Bresciani, si è scolato il tubolare, quindi ha perso parecchie posizioni, sarà settima assoluta ma dovrebbe mantenere la maglia di leader. Abbiamo visto anche Marco Zanella che è il terzo degli juniores, vediamo poi alcuni master doppiati che stanno arrivando. Questa è Chiara Selva che sarà la prima delle master. Chiara Selva, eccola qui, prima delle master. Vediamo poi il quarto degli junior, Christian Buttò. A seguire abbiamo visto anche Milena Cavani, eccola qui, campionessa italiana che sarà la seconda delle master. Poi a seguire anche tutti questi master della fascia 2, parecchi anche amatori dell'Udace, della AICS in questa gara di Mareno di Piave. Abbiamo visto poi anche Gobbo, Petteli, Niccale, Caneva e Bettiol per quanto riguarda gli juniores. Questo è Andrea De Bon che arriva dalla Svizzera, pensa che viene a correre dalla Svizzera ogni settimana. Abbiamo visto anche Pozzi Davide. Bene, poi questa è Elena Leonardi, quindi andiamo a scorrere un po' aspettando anche magari i primi, ecco vediamo arrivare la sfida fra gli amatori fascia 2, volata veramente all'ultimo sprint tra Flavio Zoppas che va a vincere
su Beppe Dal Grande, quindi la rivincita rispetto a Buia. Ed eccola qui, la prima delle donne, Nicoletta Bresciani, che va a vincere solitaria con un ampio margine di vantaggio su tutte le altre, quindi brava Nicoletta. Aspettiamo poi la seconda delle donne, che è Alessia Bulleri, under 23, però diciamo appunto le donne fanno classifica unica. Vediamo poi scorrere tutte le altre. Questa è Sabrina Masin, che sarà la quinta delle Master, e Anna Oberparleiter, eccola qui, terza, va a completare il podio. Ben entrati in studio, amici di Scratch. Allora, lì a Mareno di Piave c'è stata una 2 giorni. La sera prima c'è stata la presentazione del Versoliride Cadrezzate con il patron Gigi Narder, il quale l'ho trovato in formissima, ha un'esplosione di emozioni, lui è uno che ci tiene molto, però ha congegnato una bella società. Ma detto questo, lo presenteremo dopo, la gara junior ha decifrato una cosa: Zoppas Dal Grande va bene, fascia 2. Per gli junior invece ho visto delle belle cose. Per gli junior Moreno Perizzona era assente perché era in Coppa del Mondo e quindi Bondavagli ha preso la maglia, è rientrato Montagnier, ci sono dei ragazzini che sono rientrati come Smarzaro e Michele, che erano alla prima gara della stagione. Secondo me ci sarà un bel gruppo di ragazzini, come detto in telecronaca aspettiamo anche Giulio Franzolin, che dovrebbe chiudere poi il cerchio dei papabili, insomma. Però secondo me il ciclocross non si sa mai, cioè partire con dei nomi all'inizio della stagione è sempre difficile. Noi ovviamente commentiamo quello che vediamo, però potrebbe anche esserci l'outsider che arriva. Ci piacerebbe vedere Franzolin come 2 anni fa, perché già lo scorso anno era a mezzo servizio. Sarebbe bello vederli in questi corridori un po' tutto l'anno, caro Paolo, perché sono dei talenti. Vabbè, non voglio parlare di Malacarne. Lui ha fatto la sua scelta, noi l'avremmo preferito sul ciclocross, ma uno su tutti è Zurlo, che è un grande stradista, però anche nel ciclocross poteva dire la sua. Sì, qui poi si innesca una situazione a livello di junior, devono cominciare a specializzarsi. Fin prima soprattutto è un gioco e il fuoristrada si presta di più, tutto il fuoristrada rispetto al ciclismo, perché è una corsa individuale, possono mettersi loro contro se stessi, loro contro i loro avversari e la vivono in maniera molto diversa perché c'è sempre una componente ludica. Da junior bisogna cominciare a ragionare, appunto, capire se è il ragazzo a dare delle indicazioni meglio ancora, però diventano dure 2 stagioni di fila. Ma forse mi spiego meglio.
ci sono degli junior che vanno benissimo sul ciclocross e sono delle ciofeghe su strada. Allora, o facciamo tutti quanti, percorriamo una strada, si intasa, poi dopo questi qua alla fine mollano. Quindi poteva esserci un'alternativa in un altro mondo. Sì, ma è quello che ci si auspica, cioè riuscire a fare delle scelte che vadano incontro a quella che è l'aspettativa anche del ragazzo. Cioè se uno si sente portato, lasciamolo provare, lasciamolo fare, non eccediamo, diamoci un limite anche come squadre. Non serve che sia la federazione che impone un tot di domenica o domeniche ferme. Se il direttore sportivo ragiona in funzione di quello che devono vivere, il bene comune, anche il bene, e crescere i ragazzi in un certo modo, non servono imposizioni. Martino, all'estero è più facile trovare accasamento anche in altre discipline. Qua parliamo di multidisciplinarità, mi spiace dire male della federazione, non è che voglia dire male, però un minimo di coerenza ci va. Si parla tanto di multidisciplinarità, però quando poi arrivi al fatto conclusivo che uno deve scegliere se la sua carriera professionistica deve avere una strada piuttosto che un'altra, se dall'altra non ci sono garanzie per mantenere la famiglia, perché stiamo parlando anche poi di lavoratori, quindi apriamo un preambolo che non è soltanto più sport, è gente che ha il diritto di lavorare, ha il diritto di fare il lavoro che vuole, come la Costituzione italiana lo cita, no? Quindi come c'è la libertà di culto, c'è anche la libertà da parte dei cittadini di poter fare il mestiere che loro ritengono giusti per loro. Per cui credo che sia, primo, una questione costituzionale e secondo una parrucolata, perché poi alla fine se non c'è niente dall'altra parte è quello che dico, più il lavoro che trovi che più quello che vuoi, perché magari tutti potessero scegliere il proprio lavoro, però invece quello che riesci a trovare, se uno ha il talento per correre in bici, chiaramente. Eleni, è possibile secondo te creare un bacino, pista e ciclocross che possano dare un minimo di salario dignitoso? Beh, sicuramente l'UCI, e poi Paolo magari potrà darmi conferma, sta cercando anche di inserire i punteggi all'interno, mi pare, delle squadre professionistiche, quindi Stibar ne è un esempio. Stibar è entrato all'inizio come crossista perché aveva un grosso punteggio UCI e serviva la Quick Step per il suo punteggio. Certo. Quindi incentivare dando dei punti a queste discipline, come può essere la pista, come il ciclocross, potrebbe, diciamo, magari far trovare accasamento a dei ragazzi. E poi io te la sparo qua, Se poi dopo all'interno di una disciplina c'è anche una funzione mediatica che funziona bene, io credo che il fascino del ciclocross possa sbarcare veramente alle grandi masse, perché me ne accorgo io con questa trasmissione, che raccogliamo un bacino d'utenza che è completamente diverso da quello del ciclismo, che però sono lì e sono contenti di vedere una trasmissione che parla di ciclismo e, viva Dio, anche con una certa curiosità vedresti quattro pazzi che cascano per terra, vengono fuori con le macchie in faccia, col fango eccetera. È uno spettacolo. Ma l'America, che fa da traino per lo show business, sta investendo molto sul ciclocross. Il fatto che la gara di Las Vegas sia una delle gare di ciclismo in America che ha l'audience più alto deve far riflettere. Lo stesso il Belgio, l'Olanda, il Benelux, insomma sono paesi dove c'è una cultura radicata, dove la lunedì mattina il Let Newsbald ha 8 pagine sul ciclocross. Qui mi dispiace dirlo, però il giorno dopo della tappa del Giro d'Italia non c'era una riga sui quotidiani nazionali, diciamo che è un po' una vergogna. Ma grande vergogna. Andiamo con Gigi Narder, che lui non è una vergogna, ha sfornato dei bei ragazzi, 6 femmine, 6 maschi, una squadra che farà veramente grandi cose. Presso il ristorante Calinferno San Fior di Sotto si è svolta la presentazione della società ciclistica Cadrezzate verso l'Iride. Una presentazione vivace e molto divertente, dove atleti e atlete si sono potuti divertire liberamente senza essere troppo vincolati dalle apparenze. Presente alla serata il sindaco di Conegliano Veneto, il signor Floriano Zambon. La presenza del presidente della società ciclistica Cadrezzate ha confermato l'impegno con Verso l'Iride per raggiungere ambiti traguardi. Gianluca Graglia, allora, presidente del Cadrezzate, questa bella unione con Verso l'Iride. Credo che sia fruttifera anche perché insomma il Lombardo-Veneto mi riecheggia qualcosa di antico. Certo, l'unione con l'amico Gigi Narder è nata qualche anno fa in una sera in un campionato italiano di ciclocross a Bolzano. Abbiamo iniziato a chiacchierare e da qui è nata un'unione che penso che possa continuare negli anni. Quest'anno abbiamo iniziato molto bene perché abbiamo già ottenuto 2 vittorie, una nel Giro d'Italia e una nella prima prova del Trofeo Triveneto
con Pellizzon, che oggi purtroppo non c'è, purtroppo per fortuna, perché ha avuto la convocazione con la nazionale, quindi corre con la maglia azzurra in Olanda. Speriamo che continui così la stagione, è iniziata bene, speriamo che finisca ancora meglio con la chiusura della stagione al campionato italiano. Simpatica e contagiosa la presenza del presidente Gigi Narder, che ha coinvolto emozionalmente tutti gli invitati alla presentazione. Gigi Narder, presidente del Versoliride. Prima diceva il presidente del Cadrezzate che in un trofeo Triveneto a Bolzano avete in pratica fatto nascere questa idea. Allora il trofeo Triveneto riesce a fare anche questo? No, è stata una coincidenza, ci siamo trovati su un albergo in mezzo ai monti. Io Paolo lo conoscevo già, poi ho conosciuto Davide e Luca. E lì abbiamo cominciato a seminare questa diciamo binomio tra noi due e penso che sia diventata una roba vincente, perché ognuno di noi fa la sua parte, Cadrezzate mette l'organizzazione, mette anche soldi, io metto altre robe e metto anche un po' di soldi, quindi noi siamo diventati una grande realtà, perché se io adesso non voglio fare modesto, se dobbiamo dire noi quando ci presentiamo in giro a correre, noi sembriamo Real Madrid, gli altri sembrano il Catania, quindi no, adesso mi dispiace, no, poi io mi trovo molto bene perché sono persone competenti, sono dei veri professionisti. Io rispetto molto Giacomo Salvador perché penso che sia il cross nel Veneto, senza di lui non si fa niente, quelli che parlano contro di lui parlano per niente, perché lui è dalla mattina alle 7 alla sera sempre lì. Se serve mettere palletti, se serve dar consigli, quello che serve lui è sempre presente. Quindi secondo il mio punto di vista Giacomo rappresenta il ciclocross nel Veneto. Squadra composta da 6 atlete e 6 atleti. Valentina Iaccheri, Chiara Galimberti, Allegro Zuffi, Ronchi Irene, Silvia Pollicini, Rachele Barbieri. Alessandro Covi, Lorenzo Gumiero, Loris Conca, Lorenzo Calloni, Mauro Caneva, Davide Pozzi. Bene, rientrati in studio. Insomma, Gigi Nardella ha fatto una delle sue. Beh, Gigi Nardella l'aspettavamo qui in studio, sei andato a trovarlo tu, quindi... Una grande squadra anche questa, con Cadrezzate. Mi viene in mente, sai, l'egemonia lombardo-veneta. No, ma è bello perché quando appunto io la tiro fuori sempre questa frase, in un mondo dove tutto si divide è bello vedere delle entità che si uniscono, quindi ben venga anche. Bene, Iari, tra poco mandiamo in onda la tua gara, no? Sì. Abbiamo visto insomma anche questa combattuta. Le tue impressioni, non sveliamo nulla, però le tue impressioni quali sono state ieri quando sei arrivato in questa oasi meravigliosa? Beh, innanzitutto il percorso era davvero stupendo, una bella visuale per il pubblico. La gara è stata tirata fin da subito con Martino che è partito a tutta e è stata bella. Un italiano là si potrebbe fare, cioè, sicuramente. Sì. Vero? Sì, è vero, un Ci percorso servono anche tutte le location giuste. che ha le caratteristiche, sì, per un bel italiano. Ma cosa facciamo? La vediamo sta gara? Dai. Che dici? Ah sì, dai, andiamo. Michele Del Puppo, Simone Peron. Gara che conclude la giornata di Mareno di Piave in questo posto da favola, veramente un lago splendido ma anche una location davvero irripetibile, strepitosa, un'organizzazione stratosferica e adesso qua partono i big, vediamo intanto Iari Cisotto, ma abbiamo visto Fruiti, insomma sono bei corridori, Elia Silvestri. Sì, parte l'ultima categoria, quella clou, quella degli elite e degli under 23, a seguire poi la fascia 1, quindi i master più giovani. Abbiamo un bel rientro in gara, quello di Cipriano Gottardi che ci ha ascoltato forse la settimana scorsa. Volevo dirtelo prima, c'è una sorpresa. L'avevo già visto con la sua maglia Forti e Veloci di Trento, quindi Cipriano Gottardi è tornato e penso che farà anche le prossime prove. Detto questo, vediamo anche gli amatori della fascia 1, subito anche loro pimpanti, e andremo a vedere chi sarà
quello che metterà in difficoltà Carmine Del Riccio, che è stato poi il protagonista della gara di Buia. Gottardi nel 1951 ha iniziato con Moser, lo vediamo dalle immagini. Moser è 20 anni che ha smesso di correre e questo ancora sui pedali. Quanti chilometri avrà fatto? Ma cosa muove la passione? Cosa muove la passione, poi anche un nostro telespettatore che ci segue spesso, quindi lo salutiamo. Andiamo a vedere innanzitutto le prime fasi di gara, che sono sempre molto importanti. Abbiamo visto Caneva, che diciamo è la prima gara di ciclocross, che è partito molto molto forte, subito dietro Silvestri e Fruet, un po' più indietro Paccagnella e via via a seguire tutti gli altri under 23. Eccolo qua Cipriano Gottardi con sua maglia vintage, forti e veloci Trento, che però le salite se le faceva in bicicletta, quelle contropendenze là addirittura era difficile stare a piedi, bisogna stare in equilibrio, si faceva fatica. Qua dimostra che insomma la lucidità ce l'ha ancora come un ragazzino. Eccolo qui, Martino Fruet cerca di prendere il comando della testa della corsa open, quindi affronta anche lui in bicicletta, ovviamente quasi tutti gli elite qui affrontano in bicicletta questa contropendenza in salita. Elia Silvestri è secondo. Andiamo a vedere dietro invece cosa succede tra i master, con Giuseppin che cerca di attaccare Carmine Del Riccio, quindi Giuseppin che è arrivato in questa prova di Buia, dopo Buia non c'era, è arrivato qui a Mareno di Piave, cerca subito di mettere i bastoni tra le ruote a Del Riccio. Todaro con Caneva invece sono lì tra gli under 23, Paccagnella, Coledani, Cisotto, via via tutti gli altri. Cisotto l'abbiamo visto ben pimpante, poi dopo lui è uno che carbura veramente col tempo, non è uno che diciamo così riesce a carburare immediatamente, è uno che se la prende con calma, è un diesel. Intanto vediamo anche Tabotta che si ripresenta anche qua, a me fa molto piacere questo. Sì, fa piacere anche a me vedere Tabotta qui davanti. Abbiamo visto proprio nel primo gruppo degli F1 con Lavarda, Del Riccio e Giuseppin, quindi il buon Tabotta non era solo a Buia, ma speriamo di vederlo anche in tutte le altre gare. E oggi è giornata per Cipriano Gottardi, quindi tutte le inquadrature per lui. Fruet invece cerca di staccare Silvestri sulla scalinata, vediamo poi Caneva, Todaro e Thomas Paccagnella. Questi sono i primi, diciamo, del primo gruppo. Subito dopo Nadir Coledani, Cisotto e Raffaele Visinelli che rientra nel ciclocross dopo la stagione di mountain bike. Infatti vediamo leggermente attardato, molto probabilmente, però questo era anche un percorso adatto a coloro che fanno mountain bike. Evidentemente qualche problema ce l'ha avuto. Intanto una panoramica del posto, perché giustamente non si sta a fare una gara in un posto anonimo, sai, in una zona amena, è un posto fantastico. Bisogna sapere esportare anche le bellezze paesaggistiche del Triveneto. In questo caso siamo proprio nella parte di Treviso Nord, se non sbaglio, insomma posti fantastici, le risorgive del Sile, e intanto un Fruet che ha onorato con la sua presenza questa gara perché è un grande professionista. Sicuramente un battagliero nato, quindi adesso intanto vediamo Thomas Paccagnella che è caduto e avrà un problema alla mano e ho sentito oggi non è andato in ospedale, quindi sembra che non sia nulla di rotto. Vediamo adesso, rimonta in sella e riparte, però perderà parecchio terreno. Poi dopo con il muscolo caldo tenderà a migliorare la situazione, però ha preso una galana impossibile da sopportare a, diciamo così, un fisico normale. Tanto qua di nuovo la coppia Silvestri e Fruet si gioca un po' col gatto col topo, non si sa bene chi spinga di più, chi spinga di meno, però li vedo tutti e due ben pimpanti. Sì, è una bella lotta fino alla fine tra Fruet e Silvestri, subito dietro Caneva che come prima gara non è male con Todaro e Visinelli che sta cercando di staccare Nadir Coledani e portarsi un po' più avanti. Raffaele ha avuto qualche problema di salute durante la stagione di mountain bike e capiremo se farà tutta la stagione di ciclocross oppure qualche gara solo. E prima abbiamo visto a spalla una sparata con una zoomata impressionante e abbiamo visto le immagini fisse, non sono a cavalletto, bisogna dare anche un pregio a coloro che lavorano, è una trasmissione sì fatta artigianalmente però di grandi professionisti. Vabbè, quello sicuramente, le immagini, belle immagini, sono anche facili da commentare. Fruet e Silvestri sempre loro lì davanti, con Caneva subito dietro che è il primo degli under 23, Todaro, vediamo poi Visinelli, eccolo qua, grande recupero di Visinelli, e Nadir Coledani che sta ingranando, quindi Nadir Coledani è partito un po' in sordina nella prima gara di Buia, sta ingranando. Iari Cisotto in questo momento sente il profumo della maglia di leader degli under 23 perché i San Parisi sono in Coppa del Mondo, quindi sta dando il meglio di sé e via via tutti gli altri.
Abbiamo detto, adesso vediamo ancora Carmine Del Riccio, questo qua è un altro affezionato al trofeo Triveneto, per nulla al mondo mai abbandonerebbe, lui gli piace proprio tantissimo, e vediamo quanta fatica sta facendo Paccagnella per recuperare un po' la condizione, però certo che ha preso una botta impressionante. E qua ancora il duello Silvestri-Fruet. Sì, sarà un po' il leitmotiv di questa gara, il duello tra Fruet e Silvestri, mentre Tommaso Caneva ha staccato Todaro, quindi in questo momento è il terzo assoluto e il primo degli Under 23. Tommaso Paccagnella sta recuperando, però non basterà perché è ancora parecchio indietro. Anche qui andiamo un po' a spiegare una cosa importante: la classifica in questo caso generale sarà divisa tra gli Under 23 e gli Elite, mentre nella classifica di giornata, come le gare internazionali, avremo, diciamo, la classifica open, quindi 2 maglie staccate, però di giornata è una classifica open. Benissimo per il chiarimento, perché sennò poi dopo me lo chiedono a me, io non so cosa rispondere. E intanto, insomma, abbiamo visto anche con il dorsale 99, mi pare un ragazzo molto molto interessante, che si sta ben comportando, perché l'ho sempre visto tra le prime posizioni. Intanto abbiamo visto ancora delle immagini di questa contropendenza che tanto deve essere veramente indigeribile, perché fanno fatica anche coloro che hanno nelle gambe sicuramente la maestria del ciclocross. Intanto l'arrivo. Fruet allarga la curva, Silvestri la taglia, vince Elia Silvestri su Martino Fruet, quindi questa piccola malizia è costata la vittoria a Martino Fruet. Eccolo qua, Tommaso Caneva va a vincere tra gli Under 23 ed è il terzo assoluto, poi abbiamo Raffaele Visinelli e Todaro. Questo è Thomas Paccagnella esausto, che ha rimontato fino alla 7ª posizione. Jari Cisotto, eccolo qui, che con l'8ª posizione assoluta va a vestire la maglia di leader tra gli Under 23, quindi bravo Jari. Segue Simone Casanova e andiamo a seguire poi il primo della fascia 1, Carmine Del Riccio, eccolo qui, che va a riconfermarsi dopo Buia, quindi sempre più leader della sua categoria. Al secondo posto Sergio Giuseppin, quindi questo potrebbe essere un dualismo per questa stagione. Terzo posto per Alessandro Zabeo, questo ragazzo che è dell'Udace, della ex Udace, quindi non so se verrà a fare tutte le altre gare.
one time. Ben rientrati, allora abbiamo un Martino Fruet beffato all'ultima curva. Alla Quasi, penultima. alla penultima Alla curva. penultima, sì. Ma in realtà siamo rimasti da soli 6 giri e ci siamo anche un po' studiati. Io avevo capito dove potevo attaccare e lui ha capito dove potevo farlo e ha anticipato l'entrata sulla parte finale che era tutta stretta e ha tenuto la testa lì e non c'era più verso di passare. Forse lui è più crossista nell'ultimo tratto di percorso oppure... No, lui era più corsista nella prima parte dove c'era da sviluppare tutta la potenza, invece nel guidato finale andavo meglio io e lui l'aveva capito e quindi cosa ha fatto? Mi sono messo davanti prima di entrare e lui ha fatto la volata per entrare nello stretto. Abbiamo parlato che poi c'erano anche delle star, voglio dire, la Bresciani non è mica l'ultima arrivata. Beh, sta andando molto bene, ha fatto terza alla prima tappa del Giro d'Italia e ottava alla prima gara in Svizzera, quindi sta andando molto bene. E tu ieri hai indossato la maglia. Sì, già la seconda. Per la nostra soddisfazione. Sì, non me l'aspettavo, di solito io parto lentamente. L'abbiamo detto in cronaca, è vero. Invece quest'anno, diciamo, è arrivata subito. Sai che a me piace filosofeggiare con voi ragazzi. Sì, ma perché filosofeggi un po' troppo, perché abbiamo poco tempo e dobbiamo dare l'appuntamento a Villa Lagarina. Dalli. Quindi Paolo, gli orari per Villa Lagarina. A Villa Lagarina iniziamo alle 11:30 con i G6, alle 12:15 esordienti, facciamo le 2 corse separate, a seguire gli allievi, la corsa junior donne prima fascia master e alle 14:30 partiranno con la corsa open. Anticipiamo anche perché entra l'ora legale. Per chi, siccome noi ci guardano in tutta Italia, è vero, è per fargli sboroni, però se uno deve pigliare l'autostrada diamogli qualche indicazione. Esatto. A Villa Lagarina si esce dal casello autostradale di Rovereto Nord e dal casello è 1 chilometro. Quindi prendere Verona, Brennero e via. Esatto, la Verona-Brennero, e la gara è locata in una conca naturale che permette di vedere praticamente 2,1 km dall'arrivo su 2200. Ma poi voi avete un microclima che è esagerato, lì a poco di distanza c'è mezzo Corona, lì fanno un Teroldego con un microclima esagerato, io vi adoro. Il Trentino è qualcosa di meraviglioso, è vero o no? Il microclima l'anno scorso mi hanno fermato per ipotermia. Ricordo bene. Ma sì, ma diciamo nell'arco dell'anno. Sì, normalmente si sta bene. Il Trentino si sta bene. Allora l'appuntamento è per domenica, tu ci sei? Certo. Ma è Giacomo mi ha detto che non c'è. Giacomo non c'è. Vabbè, non ci vado neanche io. No, tu ci vieni. Non lo so, è bella la Garina, è dura e lunga, Vabbè, no, sì. ma devo andare per il vino. Bene, io intanto ti ringrazio, Ilenia. Grazie a voi. Grazie per la tua antipatia, veramente sei sempre peggio sarà. Sempre entrata qua dentro, ma mi ha fatto diventare matto. Va bene, comunque sei troppo bravo e troppo competente. No. Grazie a te Martino Fruet, vienici a trovare ancora. Zaccaria Toccoli, continua così. Perché quando mi hai detto che ti piace questa cosa qua mi ha commosso. Cerco di impegnarmi. Bravo, ecco l'impegno e passione, guarda, bisogna andare avanti così. Grazie anche a Iari Cisotto, col quale ho simpatia come ho simpatia per tutti i ragazzi. Alcuni sono più estroversi, alcuni un po' meno. Siccome io sono un estroverso di natura, chi si presenta, chi parla con me, insomma si fa amicizia. Grazie bello mio Bassani. Michelino a tutta contro questo grande avversario amico che è De Bellis, vero? E grazie anche a Paolo Garniga della struttura federale per quanto riguarda, diciamo così, l'altra parte del ciclismo, la chiamerei. Una parte molto molto grande ormai, perché se andiamo a analizzare i numeri si è superato il 50%. Se tu sarai appassionato e giustamente un po' incazzato, riuscirai a fare grandi cose anche all'interno di una federazione che in certe cose è un po' miope, e quindi potremmo fare grandi cose anche con questo ciclocross, vero? Sempre ciclocross. Bene, per chi avesse la bontà di seguirci, da qui a poco mi cambio, o bianco o nero. Quindi avremo ospiti in studio veramente importanti, abbiamo l'avvocato Vittorio Bottoli e il generale Luciano Garofano, con il quale parleremo dell'omicidio stradale. Insomma, tante sono le vittime delle strade, pensate 6.000 morti all'anno, un vero e proprio bollettino di guerra. Da qui a poco, come bianco o nero. E per quanto riguarda Screccia, settimana prossima. I'm the Invisible Man.